Nuovo intervento del Comitato Trenitalia Nuorese presieduto dall'avvocato Claudio Solinas sulle condizioni in cui versa la linea ferroviaria Nuoro-Macomer. Il Comitato in una nota ricorda che nel 2008 sono stati finanziati lavori per 81,9 milioni di euro, di questi la metà sono stati spesi fino al 28 giugno 2017, in poco meno di 10 anni, restano da spendere 40 milioni e mezzo di euro. Per opere di segnalamento e automazione, tutti i lavori che quando saranno conclusi daranno una velocità di esercizio e una sicurezza molto più ampia, aveva affermato l'allora assessore regionale dei trasporti Massimo Deiana nel corso della seduta consiliare numero 238 del 28 giugno 2017, quando venne discussa la petizione popolare presentata dal Comitato Trenitalia Nuorese che aveva raccolto 10.000 firme. Dopo 2 anni la velocità del treno è sempre la stessa, sottolinea il Comitato Trenitalia Nuorese. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 18 minuti, mentre la sicurezza è rimessa ancora ai guardiabarriere, così come nel 1889, anno di inaugurazione della linea. Il Comitato Trenitalia Nuorese si chiede se il finanziamento residuo, che secondo i dati dell'assessore di allora era di 40 milioni e mezzo di euro, risulti speso alla data odierna e per quali opere, tra quelle che avrebbero dovuto aumentare la velocità e la sicurezza. Il Comitato Trenitalia Nuorese ricorda che la domenica la linea è chiusa, così come i giorni festivi, per un totale di oltre 60 giorni all'anno. Questo in una città che è capoluogo di provincia dal 1927 e che rimane l'unico non servito dalle ferrovie dello Stato.